Siamo arrivati alla quinta corsa, confronto per 3 anni che non abbiano vinto 8.000 euro in carriera. Sono in 9 dietro le ali della macchina, l'1 Ileo degli Dei, VP dell'Annunziata, 2 I Take Liberties Roberto Vecchione, 3 Iggy Lux Roberto D'Alessandro, 4 Easton Q Giorgio Cassani, intanto problemi sia per il favorito che per I Take Liberties. 5 Ingrid Jet Vincenzo Luongo, 6 Imperatrice Gruppo Antonio Di Nardo, in seconda fila 7 Mr. Naples Daniele Cuglini, 8 Incanto Adri Adrian Gioni, 9 Ishar Kerre Gennaro Pacileo. Partenza così con al comando Easton Q attaccato all'esterno da Imperatrice Group, difende la corda Easton Q che rimane davanti, alle sue spalle parcheggia Imperatrice Group, in terza posizione c'è Ingrid Jet, poi Iggy Lux, mentre sono fuori corsa sia Ileo degli Dei che I Take Liberties. In quarta posizione c'è Iggy Lux che precede Ishar Kerre, poi Incanto Adri, mentre partito molto piano, anche un po' disturbato forse Mr. Naples che segue in coda. 29,9 per i primi 400 metri di corsa, sposta alla quarta posizione Iggy Lux che si scopre, va all'esterno di Imperatrice Group, cerca di andare sulla testa della corsa, va a fare la seconda pariglia Ishar Kerre, mentre la terza pariglia esterna cerca di andarla a prendere Mr. Naples. 46,2 numero 2 I Take Liberties squalificato. Con Easton Q che continua al comando, alle sue spalle sempre Imperatrice Group, mentre di fuori c'è Iggy Lux che avanza trascinandosi Ishar Kerre e Mr. Naples. Terza posizione alla corda invece per Ingrid Jet che precede Incanto Adri. 1-1 per i primi 800 di gara, galoppa Iggy Lux che lascia così allo scoperto Ishar Kerre, numero 3 Iggy Lux squalificato. Chilometro della testa in 1.16,1, Ishar Kerre che dà il parziale sulla retta opposta alle tribune, si porta a diretto contatto di Easton Q, si prepara a spostare Imperatrice Gruppo sulle tracce dell'attaccante Ishar Kerre che passa a palo lontano nei confronti di Easton Q all'imbocco dell'ultima curva, 1.36.200, Ishar Kerre in vantaggio, inseguito da Imperatrice Group, poi Easton Q in difficoltà meccanica. Quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Ishar Kerre ha 1,5 da gestire, ma Imperatrice Group è lì in agguato che attende il momento più propizio per spostare al suo esterno. È in vantaggio Ishar Kerre, sposta Imperatrice Group che con un solo parziale travolge l'avversario. Imperatrice Group vince netta sul palo, secondo Ishar Kerre, terzo Mr. Naples. 1,15 il ragguaglio per il successo di Imperatrice Group. Antonio Di Nardo per il training di Luigi Siddi, i colori di Maria Buonocore, successo della figlia di Ringo Starr Treb, che guidata all'estrema attesa da Antonio Di Nardo vince nettamente sul traguardo, in maniera davvero chiara e semplice. Una volta rimasta seconda in corda ha filato Ishar Kerre, lo ha battuto nettamente nel finale. 6-9-7 in numeri, il probabile arrivo della quinta.